La polizia penitenziaria oggi manifesta per dire basta alla carenza di organico negli istituti penitenziari della Sicilia. Tant'è che abbiamo fatto un manifesto in cui gridiamo a tutti che la polizia penitenziaria è stata abbandonata e quindi deve essere garantita per la sicurezza nelle carceri. Il SINAP scende in piazza per manifestare su diversi punti. Basta alla carenza di organico che ci attanaglia a livello regionale e a livello nazionale. Basta alle aggressioni, basta ai suicidi del personale, basta alle carceri fuori controllo, basta alla mancata sicurezza negli istituti penitenziari, basta ai carichi di lavoro onerosi, basta con i turni massacranti, basta con i procedimenti disciplinari e penali, basta alla violazione delle corrette relazioni sindacali, basta alla diminuzione dei diritti dei lavoratori, basta alla politica del risparmio solo sulla pelle dei lavoratori, basta alla burocratizzazione che genera solo disorganizzazione, basta alle violazioni delle nuove regole sul servizio traduzioni, basta una politica scellerata sulle carceri siciliane, basta alla politica della chiusura di presidi, legalità come le carceri, per dire basta alla mancanza di un direttore fisso, come Agrigento, che ha un direttore che viene 2 volte, 3 volte al mese, e quindi noi a livello regionale diciamo basta, perché non ne possiamo più.